Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Momento Sport del lunedì. Apriamo con le notizie di calcio. La Lega Pro con il pareggio esterno, la Virtus Entella porta a casa un punto prezioso da Pisa che consolida la sua posizione in vetta alla classifica. Domani i biancocelesti torneranno in campo a Cuneo per il recupero della quarta giornata di campionato, ma andiamo ad ascoltare i commenti a fine gara raccolti da Marco Bianchi con il mister Boscaglia e con il portiere Paroni. Mister, una grandissima partenza, poi il Pisa ha preso un po' le misure e nel secondo tempo però insomma, l'Entella ha detto la sua. Una partita equilibrata nel primo tempo con un po' di supremazia territoriale loro, ho visto anche l'accesso pubblico e quindi questo fa tanto. Abbiamo commesso un solo errore, Andrea ha fatto una gran parata, però anche noi abbiamo, secondo me, potevamo sicuramente far meglio, ma abbiamo condotto un buon primo tempo. Naturalmente nel secondo abbiamo alzato il baricentro, abbiamo creato tanto, almeno 3 palle gol nitide, senza mai farci sorprendere dall'avversario, che è un avversario comunque molto forte. Però è un punto importante perché preso in un campo importante contro una squadra forte, sostenuto da un grande pubblico, però oggi anche noi avevamo i nostri e siamo contentissimi e quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo guardare a noi stessi, noi abbiamo una grande fortuna che non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo solo guardare noi stessi e andare avanti per la nostra strada. Solo così possiamo andare dritti senza perdere energie guardando altre cose o comunque preoccupandoci di altre cose. Ecco, forse l'unico neo è stato non aver appunto sfruttato quelle buone occasioni, soprattutto nella ripresa sono arrivate. Beh sì, però non era facile, in una c'è stata la grande parata del portiere, in un'altra siamo stati un po' farraginosi lì davanti, potevamo chiudere meglio 2 o 3 situazioni, però va bene, anche loro nel primo tempo hanno avuto una grande occasione. Invece adesso si va a Cuneo che soltanto in apparenza è una partita facile, come va insegnata la partita, insomma poi rimandata. No, Cuneo è una partita difficilissima perché il Cuneo ha 37 punti, se non addirittura qualcosa in più. Noi non possiamo contare quelli che gli hanno tolto, ma in campo il Cuneo ha fatto più di 37 punti mi pare, quindi significa che è nei pressi dei playoff. Un campo difficile, una partita difficilissima contro una squadra che comunque si gioca tutto. E quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo essere molto bravi a scendere in campo col piglio giusto, con la mentalità giusta, sapendo che è una partita difficile. Inizia appunto un ciclo difficile anche per il numero delle partite, però mi pare che anche fisicamente oggi la risposta sia stata positiva. Sì, questo sì, stiamo alternando qualcosa, adesso è normale che qualcuno sia un po' più stanco, qualcun altro invece è naturalmente più fresco e gli daremo spazio, abbiamo anche qualche squalifica, vedi quella di Paolucci e quella di Ardizzone per martedì e quindi dovremo cambiare qualcosa per forza e questo è la cosa che mi preoccupa di meno in realtà perché so di avere una squadra super competitiva in tutti gli elementi. Andrea, un punto pesante colto su un campo difficile contro una squadra difficile con un pubblico anche a sostegno che ha reso ancora più difficile questa impresa, però un'Entella che ancora una volta ha sfoderato una prestazione di grandissimo carattere e di grandissimo temperamento. Sì, hai detto tutto tu. Era una partita difficile e insomma il primo tempo si è visto come il Pisa sta bene, infatti le ultime partite stanno dicendo questo e siamo venuti sapendo appunto che sarebbero sicuramente partiti forti, anche con alle spalle un pubblico che li incitava, insomma, che li avrebbe incitati. Siamo stati bravi il primo tempo, ecco, all'inizio a non prendere gol quando magari la partita, se no la partita magari si poteva indirizzare male, e il secondo tempo invece ci siamo guardati un po' negli occhi negli spogliatoi, il mister ha corretto alcune cose e diciamo che il secondo tempo è stato un'altra cosa rispetto al primo, abbiamo palleggiato un po' di più, creato anche qualcosina senza rischiare niente, quindi complimenti alla squadra perché non era facile e torniamo a casa con un buonissimo punto. Per te una parata soltanto, ma direi decisiva su quel tocco ravvicinato di Pesenti che è stata effettivamente l'occasione più pericolosa. Sì, c'è stata quella parata nella prima mezz'ora, credo, nei primi 20 minuti. Sì, sono contento ecco, di aver risposto presente in quell'occasione lì e delle volte questo campionato sta dicendo anche questo, no? Che spesso noi portieri non veniamo chiamati in causa tanto ed è importante
ed è importante farsi trovare pronti nei momenti giusti. E poi niente, dai, la squadra, ripeto, il secondo tempo abbiamo curato alcune cose e mi ha permesso appunto di non intervenire praticamente mai. Dobbiamo continuare così, sappiamo che quando giochiamo bene poi qualcosa davanti facciamo e ora pensiamo a mercoledì che sarà già una gara, martedì una gara difficile. Anche oggi non eravate soli, c'era una buonissima presenza che ha sostenuto per quanto possibile in questo stadio la vostra partita. Sì, dai, ormai diciamo, stiamo avendo delle buone risposte dalla gente di Chiavari, in queste trasferte ci stanno seguendo e incitando e ora speriamo di continuare anche a portarli così numerosi in modo da guadagnarci qualcosa anche noi come squadra, specialmente in questi campi un po' più difficili. Rimaniamo in ambito calcistico con i risultati della Serie D, pareggio esterno per la Lavagnese, vittoria casalinga per il Sestri Levante. I bianconeri erano impegnati ieri pomeriggio sul campo del Casale, partita terminata sul risultato di 1-1 con le reti tutte nel secondo tempo, messe a segno da Cappaia al 27esimo per il temporaneo vantaggio dei padroni di casa. Il pareggio della Lavagnese porta la firma di Tossa al 31esimo, un punto che porta i bianconeri a quota 32 in classifica. Effettua il sorpasso il Sestri Levante che con la vittoria casalinga di ieri contro lo Stresa Sportiva si porta a 33 punti in classifica. Corsari in vantaggio grazie ad un autogol degli avversari al 24esimo del primo tempo, raddoppiano nel secondo tempo con una rete di Andrea Croci al 37esimo. Sentiamo proprio il commento a fine gara del bomber sestrese. Andrea, di nuovo all'attacco, dai, 3 gol in 2 partite. Dai, siamo contenti, era importantissimo vincere, non era importante diciamo chi avrebbe fatto gol, io sono contento di aver fatto gol perché comunque quello che un attaccante deve fare, però sono 3 punti diciamo fondamentali per il cammino che ci avvicina diciamo a una salvezza che era l'obiettivo di inizio stagione e che dobbiamo cercare in tutti i modi di portarlo a casa diciamo. Devo dire che sono molto contento, molto soddisfatto della partita perché non era semplice, era una partita tosta, lo sapevamo all'inizio e siamo contenti. Benissimo Andrea, grazie mille, adesso una settimana di riposo e poi si ricomincia. Sì dai, dobbiamo ricominciare sempre diciamo sul pezzo per appunto fare di nuovo punti per avvicinarci a questa salvezza. Alle Unione, alle Corsari. E ora passiamo alla pallanuoto, iniziamo con la Serie A1 maschile, turno semplice di campionato per la Prorecco che nella capitale supera la Lazio per 22-6 nella 20ª giornata del campionato di Serie A1. In Serie A1 femminile, prova di carattere per la Rapallo Pallanuoto, protagonista di un'ottima partita chiusa con una vittoria ostica nella trasferta veneta contro il CS Verona, squadra rivelazione del campionato. Rapallo archivia il match con un netto 17-6. In Serie A2 maschile, turno di riposo per il Lavagna 90 che tornerà in vasca sabato con il Sori. In Serie B maschile invece vittoria della Rapallo Nuoto 9-7 con l'Imperia, sconfitta per un gol della Chiavari Nuoto che riceveva in casa il Locatelli. La partita è terminata sul risultato di 4-5. La cronaca e l'intervista a fine gara ad uno delle giovani promesse del team chiavarese, Pietro Mangiante. Ancora una sconfitta di un solo gol per la Chiavari Nuoto, ancora una volta larghe porzioni della partita regalate all'avversario. Decide di reagire la squadra di Pisano solo dopo l'intervallo lungo ed allora vengono in evidenza i giovani provenienti dal vivaio. Mangiante e Pagliuchi che trasformano 2 superiorità in rapida successione, ma a quel punto la Locatelli era già sul 3-0. Poi, dopo il 4-2 di Cornacchia, ancora Pagliuchi e infine Lanzi raggiungono un pareggio per 4-4 insperato per come era partita la gara. Tuttavia, a questo punto, la Chiavari Nuoto è decimata. Solo 12 uomini in distinta per le assenze di Mancuso, Carli, solo 11 di movimento, con a metà gara, senza più Barrile incorso in una espulsione per gioco violento nel secondo tempo, e poco dopo dello stesso Pagliuchi per raggiunto limite di falli. Tenta anche di vincere comunque la squadra verde-blu. Nel contempo non disdegnerebbe il pareggio,
ma un tiro dai 7 metri di Russo, che spolvera la quadrella dell'incolpevole Cavo, diventa tombale per i locali, senza più possibilità né forze fisiche di reazione. Ma secondo me è una partita che ce la siamo giocati fino all'ultimo e potevamo benissimo vincere e potevamo prendere benissimo il distacco sia dall'inizio. Quando ho tirato ho pensato, mi è arrivata la palla, l'unica cosa che ho pensato era quella di sfondare la porta e è andata. Pensi che ci sia tempo per rimediare nei confronti dell'ultimo posto in classifica? C'è sempre tempo, ne manca ancora una e poi c'è ancora la seconda fase del campionato e penso che ci sia tempo ancora per uscire dalla zona dei play-out e tutto il resto. Pietro, sei uno dei più promettenti giovani, quanto pesa un nome così nella tua carriera? Così pesante? Vabbè, no, diciamo che... Merito tu. Sì, no dai, dico che è un nome importante da portare sulle spalle che devo combattere per meritarmelo e sono contento dei miei risultati fino adesso, so che posso fare di più. La pallacanestro ora, uno sguardo al campionato di Serie C Silver Liguria. La Tigullio Sport Team si è aggiudicata il derby con la Prorecco vincendo 84-50. In chiave salvezza, importante vittoria dell'Aurora Basket Chiavari che tra le mura domestiche ha battuto il Basket Ospedaletti per 70-54. Punti importanti per la classifica dove la Tigullio Sport Team a quota 26 alle spalle delle capoliste Spezia Club a quota 32, Cus Genova a quota 30. In chiave salvezza l'Aurora Basket si porta a 8 punti, pari merito con l'Ardita Juventus. Sentiamo una dichiarazione a fine gara del coach Giuliano Marenco. Direi che questa sera è stata una buona prestazione, finalmente un po' convinta, che ci ha permesso di portare a casa i 2 punti contro una nostra diretta concorrente. Sono due partite che giochiamo con la convinzione giusta. Io credo che siamo partiti un po' in ritardo, troppo in ritardo, una squadra con troppi giocatori nuovi, troppi giovani. Ora piano piano stiamo cominciando ad ingranare. 2 partite ben fatte, ora molto importante la prossima, andiamo a Rapallo contro il Recco e dobbiamo cercare assolutamente di portare a casa anche quel risultato lì per essere un po' più sicuri in vista della corsa salvezza. Oggi devo dire bravi tutti, i miei ragazzi hanno interpretato la partita nella maniera giusta. Qualche errore di troppo nei secondi 2 quarti, ma insomma ci possiamo accontentare e portare a casa due punti molto importanti. E ora parliamo di football americano. Al Danieri di Caperana i Predatori riescono ad avere ragione sugli ottimi lancieri Novara, le squadre che hanno messo in campo una intensità di gioco molto alta, specialmente in difesa. I Predatori al loro esordio casalingo in campionato, dopo aver battuto i Frogs Legnano per 52-0, si sono aggiudicati anche il match con i lancieri per 24-7. Ora 3 settimane di pausa per preparare la prossima partita che vedrà i Predatori impegnati a Piacenza contro i Wolverines. Ma torniamo alla sfida di sabato e alle interviste realizzate a fine gara. Una partita molto sofferta perché si è decisa alla fine, con un avversario che è ben disposto in campo, che è venuto qua per fare risultato, non per far presenza. Abbiamo avuto molte difficoltà nel primo tempo, poi ci siamo registrati, i ragazzi hanno tirato fuori quel più che ogni allenatore vorrebbe dai propri ragazzi per portare a casa la partita. Quali sono i vostri obiettivi del futuro? Sul breve termine andare ai playoff e giocarcela lì. Cioè, troppi anni che andiamo vicini alla finale, la manchiamo, però al momento pensiamo solo alla regular season e arrivare ai playoff. Abbiamo la fine di un ciclo, abbiamo tanti ragazzi nuovi, 8 debuttanti e 5 che arrivano dall'Under 16, per cui è mancato un po' di esperienza. La grinta è necessaria per affrontare una squadra come i Predatori, così compatta, così cattiva sportivamente parlando,
Ce l'abbiamo avuta per 37 minuti e siamo fieri di aver giocato alla pari con la finalista dell'anno scorso per 37 minuti. Nell'ultimo quarto è venuto fuori la prestanza fisica e la maggiore esperienza dei predatori. Come è già stato ampiamente detto, il nostro girone è molto duro, noi puntiamo a arrivare ai playoff e a onorare ogni singola partita che ci si aspetterà. I nostri contender sono famosi e blasonati, per cui i Rams, i Frogs, gli stessi Wolverines che abbiamo avuto la fortuna di battere in una grande partita, combattuta anche da parte di Piacenza. Sono tutti avversari che si meritano i playoff, per cui saranno altre battaglie da playoff per la fine del girone. È stata una partita dura, fisica. Loro erano molto ben preparati sia atleticamente che tecnicamente, tanti giochi. Quarterback forte, veloce, è stata una bella battaglia, giocata yard per yard sulla linea di scrimmage e fino alla fine. Allora, questa partita è iniziata con un po' di difficoltà, diciamo. È stata molto combattuta fino appunto al momento in cui anche l'altra squadra ha segnato, quindi eravamo in pareggio, eravamo circa a 3/4 della partita. E lì è stato abbastanza duro arrivare fino a quel momento. Poi è scattato quel qualcosa che comunque ci ha dato la motivazione, la forza, la voglia di squadra di continuare ad andare a fare poi il resto del punteggio e del risultato. E tutti, dal primo all'ultimo che erano in campo e comunque il lavoro che facciamo all'allenamento, tutto quanto, hanno portato a questo risultato. Speriamo di continuare questo risultato sia negli allenamenti al campo sia in partita nei prossimi episodi, nelle prossime partite. E concludiamo questa rubrica di Momento Sport con una notizia di nuoto e con le congratulazioni a Daniela Valentino, classe 1999, atleta della Crociera Stadium Genova, che nei campionati italiani Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali disputati a Fermo in Umbria ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri rana con un tempo di 52 secondi e 90 centesimi ed un punteggio di 821,85. Felicitazioni dunque per Daniela Valentino. Con questa notizia si conclude Momento Sport. La rubrica ritorna come sempre nel fine settimana con tutte le anticipazioni dei campionati.